fattorie didattiche aperte nel Veneto. Abbiamo nell'occasione avuto il piacere di incontrare il vicepresidente della giunta regionale, nonché assessore all'agricoltura. Ecco, questa iniziativa delle fattorie aperte, che significato hanno per lei? Beh, un significato assolutamente importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani a comprendere come queste fattorie sono delle imprese vere e proprie, però sono legate anche a un sistema di produzione di prodotti importanti, di altissima qualità, e quindi tutti i bambini potranno vedere com'è la vita rurale, come si lavora e poi quali sono i prodotti che poi arrivano nei loro piatti. Mi pare che negli ultimi tempi l'agricoltura non sia più, come dire, relegata a situazioni di minorità. Ecco, lei mi pare che in questo senso abbia aiutato questo processo. Ma io credo che l'agricoltura sarà comunque un valore aggiunto per il futuro, per l'economia ma anche per la cultura di un territorio, proprio perché si può fare a meno di tutto tranne che di mangiare, tranne che di mangiare bene e tranne il fatto che la politica e le istituzioni possano dare ai cittadini dei prodotti assolutamente sani. E per far questo bisogna salvaguardare l'agricoltura, capire come lavorano gli operatori, conoscere attraverso i giovani le fattorie didattiche. Grazie Vicepresidente e buon lavoro. Grazie a lei. Allora, dopo l'assessore, dopo la responsabile regionale, vogliamo sentire anche Tiziana Favaretto che... Buongiorno, io sono Tiziana Favaretto, sono una fattoria didattica ai Laghetti e faccio parte delle fattorie didattiche di Coldiretti. Come siete organizzati? Ma noi all'interno della nostra associazione abbiamo il nostro circuito, facciamo della formazione, della promozione, delle giornate, lavoriamo molto con le scuole. Quest'anno abbiamo fatto questo bel concorso sulla biodiversità e loro sono i nostri interlocutori principali. Per quanto riguarda sviluppi futuri, la vostra attività è remunerativa, è una fatica che ha compenso? Ma è una bella integrazione al reddito, dà molte soddisfazioni personali, questo sì, e di questi tempi un po' di integrazione al reddito e qualche soddisfazione personale non è proprio male. Chiudiamo questa nostra rassegna per quanto riguarda le interviste con Mara Longhin, che è responsabile Donne in Campo della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ma che è anche una specialista per quanto riguarda l'educazione ai bambini in campagna. Sì, diciamo che io sono una delle fattorie didattiche iscritta nella regione Veneto ancora nel 2002 e per me lavorare con i ragazzi, oltre a darmi molta soddisfazione, è un modo per insegnare, per rispettare il mio lavoro e per far capire che poi dietro un litro di latte c'è tanta passione, tanto amore.